de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer, et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin, créer ce qui me fait du bien. Je suis comme si, comme ça, comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin, créer ce qui me fait du bien, de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Vacío y soledad cargan sobre tinta y mar, lágrimas de amor que caerán sobre tus manos secas de esperar. La ilusión que floreció desde tu balcón tiempo atrás. Ahora estoy aquí, sentado respirando el mar, y la luz del sol revive tu silueta azul. Dime que sí, que volverás, que el tiempo que ha pasado no fue en vano. Si es demasiado tarde, amor, sabes, eres lo que quiero. Esta playa está sin mar. I had this perfect dream. Sueño me envolvió. This dream was me and you. Tal vez estás aquí. I want all the world to see. Instinto me guiaba. A miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. The moment
Io sono Luana Riccardi e sono guida ufficiale qui a Barcellona e oggi ho avuto il piacere di accompagnare questo bellissimo gruppo di amici da Novara. Cuando se marea dolores, cuando se quema d'amore. Siamo stati insieme 3 giorni, quindi abbiamo approfittato per vedere vari posti emblematici di Barcellona. Abbiamo visto tutta la zona olimpica, la Barcellona di Gaudí, quindi con i monumenti più importanti, la Sagrada Famiglia, quindi la famosa chiesa ancora in costruzione, quindi aspettiamo tutti i nostri amici di Novara tra 9 anni qui a Barcellona. E oggi invece abbiamo visto il Parque Güell, oltre al Paseo de Gracia con tutte le case moderniste di Gaudí. Qui a Barcellona il grande cambio della città è stata con le Olimpiadi del 1992, quindi quest'anno sono 25 anni e è stato il grande cambio di Barcellona, quindi le Olimpiadi hanno fatto molto per la città di Barcellona. Volevo veramente di cuore ringraziare la nostra Luana, che noi ne abbiamo avute tante di guide, giriamo abbastanza, ma una persona così squisita, carina, accogliente, simpatica e professionale, veramente ce ne sono poche, quindi un applauso a lei. Grazie davvero. Bueno, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, però un gruppo così carino ci ha aiutato sicuramente. Vi aspettiamo a Barcellona. Però non sempre cantare, questa rumba tagliatana che so sempre cantare. È stata una bella esperienza dal viaggio in poi, è stato molto bello trovarsi qui a Barcellona, poter aver modo di vedere tutte questa città che per me era nuova, pur avendone sentito parlare, non ero mai stato e ho avuto modo di vedere, di conoscere tante persone, di trovarmi molto bene. Scusate, mi chiamano dalla regia un attimo. Mi dicono che non siamo a Barcellona, no, mi dicono che... No, fantastica, una bellissima compagnia, siamo molto uniti, molto coesi e ho visto delle cose meravigliose come la Sagrada Famiglia che ti dà questo immenso slancio verso l'alto come a voler toccare il cielo. Innanzitutto farei un grosso applauso alla Giusy che se lo merita veramente tanto per l'ottima organizzazione e per tutto quello che ci ha permesso questa organizzazione di vedere in questa splendida città.
prima gita che faccio con la Giuse e ne ho fatte tantissime altre con altre associazioni, altre guide, ma effettivamente devo dire fare tanti complimenti perché è la prima volta che mi trovo benissimo. Poi Barcellona è splendida, anzi, a dir poco splendida. La guida fantastica, siamo contentissimi. Grazie a tutti. Il marito fa schifo. E noi... Sono rimasta incantata dai monumenti, i palazzi, mi sono piaciuti tantissimi. Questi di Gaudì con le rose mi ha entusiasmato tantissimo. Sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado, ven, ven, ven. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré.
this perfect dream. Sueño me envolvió. This dream was me and you. Tal vez estás aquí. I want all the world to see. Instinto me guiaba. Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. The bells are ringing out. They're calling us together, guiding us forever. Wish my dream would never go away. Barcelona, it was the first time that we met. Barcelona, how can I forget the moment that you stepped into the room? You took my breath away. Barcelona, God willing, we will meet again someday. Let the songs begin. Let the music play. Make the voices sing. Start the celebrations. And cry. Come alive. And shake the foundations from the skies. Shake it all Barcelona, such a beautiful horizon. Barcelona, like a jewel in the sun. Por ti sereno mientras te veo. Barcelona, Barcelona, if God is with if God is with friends until the end. Viva! I had this perfect dream. Sueño me envolvió. This dream was me and you. Tal vez estás aquí. I want all the world to see. Instinto me guiaba. Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. The bells are ringing out. They're calling us together, guiding us forever. Wish my dream would never go away.
songs begin. Let the music play. Make the voices sing. Start the celebrations. And cry. Come alive. And shake the foundations from the sky. Quattro giorni a Barcellona. Quando siamo arrivati il primo giorno siamo subito andati a visitare la collina del Montjuïc. È una città che ci ha colpito e ci ha meravigliato perché è una città in continua evoluzione che si trasforma. Io ero stata qua 30 anni fa, cioè ero stata a Barcellona 30 anni fa e l'ho trovata veramente diversa, cambiata, migliorata. Una città molto affascinante. Tra l'altro siamo stati fortunatissimi perché siamo proprio arrivati nella giornata di San Jordi, che è una giornata particolare per i barcellonesi, è quasi come un San Valentino. Insomma siamo così capitati in una giornata di festa, infatti tantissima gente, tanta. Barcellona era veramente invasa, quasi impenetrabile, quasi impercorribile perché tanta gente così veramente si vede raramente, no? Tantissime persone, però una bella giornata di festa che abbiamo condiviso con i barcellonesi e quindi abbiamo attraversato appunto questa famosissima Rambla e siamo passati a visitare il quartiere gotico con la sua cattedrale di Santa Elena e poi tutte le viuzze molto particolari del quartiere gotico. Todo lo que espero sin ti. Siamo andati a visitare la famosissima Sagrada Famiglia e penso che tutti noi siamo rimasti piacevolmente impressionati dall'imponenza, dalla bellezza, dalla ricchezza. Por tus ojos hasta allá. L'ultimo giorno ci ha portato la nostra Luana a visitare il Parco Güell. Io ripeto, tante volte sono stata a Barcellona ma non avevo visto la ricchezza che contiene Barcellona. Il Parco Güell, anche questo è stato progettato da Antonio Gaudí e quindi molto particolare, molto bello. Vedere come lui all'avanguardia già più di 100 anni fa riciclava tutto e veramente quanti particolari ti puoi notare con una guida, quante cose riesci a vedere e così ti resteranno nella memoria, riesci quasi a studiarle tra virgolette perché ti rendi conto di tanti piccoli particolari che non vedresti da solo, come mi viene in mente anche la Sagrada Famiglia, le due tartarughe che sorreggono i pilastri, proprio ce l'ha fatti notare lei perché noi non l'avremmo viste, che tanti particolari senza una guida non le vedi, non le apprezzi. Poi il pomeriggio abbiamo fatto un altro giro, siamo andati a vedere la cattedrale di Santa Maria del Mare, siamo andati a vedere un'altra struttura molto bella perché all'interno proprio rimani meravigliato anch'essa, che è il loro teatro. Insomma abbiamo fatto un altro giretto tra le viuzze di Barcellona
e questi giri così particolari sono quelli che apprezzi di più, ti sembra quasi di far parte della città. Abbiamo fatto un bellissimo pranzo sul mare, sul porto, abbiamo mangiato benissimo, una fantastica paella, ma tutto il resto è stato altrettanto sublime. Devo dire che veramente sono molto orgogliosa di questo viaggio perché è andato tutto veramente bene, non c'è stato nessun intoppo. Y vuelo por tus ojos hasta allá. Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero. Sin ti, esta playa está sin mar. Por eso floto como las estrellas, roto como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. I was lonely and depressed, having fled the family home, when I met an old acquaintance I had only barely known. And I told her over tea of my worries and my woes, and a morbid fear of eating beans in tightly fitting clothes. And she said psychoanalysis was just the thing for me. And she knew a Mayfair analyst I really ought to see. Ought to see, that he really ought to see. So I went round to his rooms and he saw me right away. Though he asked a sum of money I could ill afford to pay. But I lay down on the couch by a bowl of flaccid flowers, and I talked and talked and talked and talked for hours and hours and hours. And he told me tales of Oedipus with great authority. And then he asked me if my mother wore stiletto heels and rubber, and I realized that this poor soul was more confused than me. He was more confused than he. Well, the shock was so profound that I fled into the Strand, where I saw a Hare Krishna group and joined in with the band. This was just the life for me, free of worldly goods and care. And I chanted and I ranted round and round Trafalgar Square. I converted tens of thousands and they joined us then and there. But the bagman was so jealous that he called me overzealous, that he threw me out when I refused to cut off all my hair. Bloody cheek. So I wrote to Dr. Ruth, and she helpfully proposed I should join a nudist colony and throw away my clothes, or that sun upon my flesh would set my libido free and would guarantee much more of it, whatever it may be. But I didn't feel that I was quite equipped for such a life.
fair of skin just like my sisters. Too much sun would give me blisters, so I think I'll turn the whole thing in and go home to the wife. Oh, she is a funny woman. She gets turned on by barbed wire. Yes, I'm doing.
Siamo riusciti anche ad avere quell'oretta libera per goderci il famoso mercato di Barcellona, un mercato caratteristico pieno di frutta, di colori, di sapori. Abbiamo mangiato la frutta, abbiamo bevuto queste spremute freschissime, quindi abbiamo concluso veramente in maniera straordinaria. Ma non è stato tutto, perché la sera in hotel, veramente ringraziamo l'hotel perché ha fatto per noi uno spettacolo bellissimo. Abbiamo trovato questi grandi artisti, veramente grandi, che ci hanno fatto amare ancora di più il flamenco. È stato uno spettacolo eccezionale, veramente. Abbiamo concluso in bellezza questi 3 giorni a Barcellona. Abbiamo terminato in bellezza, siamo venuti qua a Cannes e mi dispiace quasi tornare a casa perché sono stata bene con loro e devo ringraziare tutti i partecipanti dal primo all'ultimo e niente, queste cose così carine ti danno la voglia di ricominciare, di fare altro. Sapete che lo facciamo per la beneficenza, ne abbiamo fatta tanta anche in questi giorni e ti viene voglia di continuare. È stata una gita bellissima, non me l'aspettavo e la Sagrada Famiglia sono rimasta meravigliata, veramente bella. E spero di ritornare un'altra volta perché ho trovato dei posti bellissimi. Organizzato bene, devo dire piacevole proprio come gita e ci sarà una prossima volta sicuro. È stato bellissimo girare Barcellona, tutto, i monumenti, tutto, l'organizzazione. Complimenti a tutti, spero di ritornare presto. Bellissima, complimenti a tutti. Specialmente la Sagrada Famiglia, veramente bella, piena di luci, veramente fantastica. Bello, tutto, l'albergo, il mangiare, tutto bello.
E poi mi sono innamorato di un francese con gli occhi azzurri e le pagliuzze verdi, che poi mi ha fatto anche ballare. Mi sono emozionata. Taglia! 4 giorni stupendi, passati insieme in un clima allegro e divertente, ci è passato tutto, abbiamo mangiato davvero bene sia a pranzo ieri la paella e la sangria che ci ha fatto ridere tutti quanti, sia anche in albergo le altre sere. Mi è piaciuta tantissimo, l'organizzazione è sempre ottima, niente, mi sono stata molto contenta. Contentissima, ci ritornerei ancora. Siamo soddisfatti in tutto, Barcellona è magnifica. Sono stati 4 giorni meravigliosi, azzeccati in tutto e per tutto, sia nel mangiare, sia con le guide. Veramente abbiamo passato 4 giorni stupendi. Ho visto, grazie alla guida, dei posti meravigliosi e spero di fare altre gite. Mi sono trovato male, ne ho già prenotate altre 2. 4 giorni stupendi in una città favolosa. Tempo dalla nostra parte, organizzazione ottima, complimenti a tutti e speriamo di ritornare. Uno dei migliori viaggi a Barcellona, sia con Re Biscottino che con altri, ma veramente questo è stato il migliore in assoluto. Organizzare questa gita è stato molto impegnativo ma anche entusiasmante, perché non è facile comunque trovare dei posti che riescano a accogliere un gruppo numeroso come il nostro. E anche l'albergo, perché comunque volevamo un albergo che era sia comodo, che anche vicino al centro, che avesse un parcheggio vicino per il pullman e insomma un bel albergo che potesse accontentare tutti, che poteva anche comprendere vari servizi, quali c'era anche la spa, c'erano animazioni la sera, e quindi è stato poi molto bello, perché in effetti in questi giorni ci siamo trovati davvero molto bene e quindi diciamo che è andato tutto bene. E oltre l'albergo abbiamo cercato anche dei ristoranti. La domenica abbiamo trovato un ristorante molto bello di fianco alla Sagrada Famiglia. Il giorno dopo, invece lunedì, siamo andati a mangiare al porto in un bellissimo ristorante vista mare, dove abbiamo mangiato tutte cose tipiche, quindi la paella valenziana con la sangria, e ci siamo trovati anche lì davvero bene, tutto molto buono, abbondante, e devo dire che tutti sono rimasti molto contenti, quindi questo a me e a mia mamma ci riempie di gioia, perché è bello quando le persone poi sono contente, sono felici, tutto va per il verso giusto e è una soddisfazione poi alla fine.